Vai. Là. Attraverso questa mostra ripercorriamo con le divise esposte, con anche i disegni, le figure che troviamo e le fotografie, appunto l'evoluzione storica dell'abbigliamento del corpo degli alpini. Abbiamo anche dei pezzi rari, dei cappelli, dei documenti che sono particolarmente significativi, che racchiudono sì la storia del corpo degli alpini, ma anche quelle della nostra sezione. Orgoglio, storia e valori nei cimeli, nelle uniformi, nei mitici cappelli che raccontano una parte della nostra storia, delle nostre comunità resilienti alle guerre e alle fatiche. Sono quelli degli alpini, oggetti intimi come il cappello di Enrico Reginato, medaglia d'oro al valor militare, medico alpino che finì al fronte russo e rimase nei campi di concentramento sovietici per ben 12 anni, fino al 1954, ben oltre il termine della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono dei pezzi rari, meravigliosi, raccontano la storia del nostro corpo, degli alpini, dai primi cappelli, la bombetta nera quasi introvabile, che è questa qui, questa è del 1911, è il primo cappello, quello che ci identifica già da subito perché già qui c'è la penna. E poi anche la giubba. È la prima giubba che è destinata alle truppe alpine, si notano già le mostrine verdi con le stellette. Questa è originale, come il cappello invece di Roberto Matricardi. Questo è un cappello coloniale, è del 1935. In mostra anche il cappello di Angelo Ziliotto, anche lui medaglia d'oro per il coraggio dimostrato in combattimento durante la seconda battaglia difensiva del Don. Mio papà, quando è rientrato, non ha mai voluto parlare con nessuno di questa cosa, finché non ha incontrato il professor Cogo, che insegnava inglese al collegio femminile di Crespano, dove noi abitavamo. E quindi con lui ha cominciato a confidarsi e a raccontare, e lui ha avuto l'idea di scrivere il libro. Anche Ziliotto fu insignito dall'allora presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, l'onorevole Ivano Bonomi, della medaglia d'oro al valor militare vivente. Nel 1963 fu promosso maresciallo, divenendo poi anche presidente onorario della sezione dell'ANA di Treviso.